L'edizione straordinaria l'avete visto, buongiorno, ben ritrovati a tutti voi, buon inizio di giornata. Si parte in edizione straordinaria oggi perché c'è l'inaugurazione dell'anno giudiziario e saremo a Venezia tra pochissimo con le nostre troupe, un'inaugurazione che seguiremo in diretta e che partirà come previsto per le 10 del mattino, dovrebbe durare circa un paio di ore. Siamo in Corte d'Appello a Venezia ed è un evento che si apre già con le polemiche che in qualche modo ieri nei nostri notiziari avevamo annunciato e che la stessa Associazione Nazionale dei Magistrati nell'assemblea straordinaria del 15 dicembre aveva annunciato, prospettando delle mobilitazioni che avrebbero culminato proprio nel giorno dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Al centro della polemica la separazione delle carriere e la riforma della giustizia targata Carlo Nordio, ministro trevigiano, arrivata alla Camera per una prima approvazione che di fatto non è condivisa, non piace ed è per questo che insomma, anche nella inaugurazione che vedrete tra pochissimo potrebbero esserci delle sorprese. Sta seguendo e seguirà per noi la diretta il nostro Filippo Fois, che vedo già collegato. Come detto, siamo in Corte d'Appello. Buongiorno, buongiorno Filippo. Buongiorno Anna, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Sì, prendiamo la linea da Palazzo Grimani, 500° palazzo sul Canal Grande di Venezia, sede della Procura Generale e della Corte d'Appello Penale di Venezia. Alle mie spalle vedete la sala che si sta lentamente riempiendo di tutte le autorità che parteciperanno a questa inaugurazione di anno giudiziario che, come preannunciavi tu, potrebbe essere segnata dalle polemiche e dalle proteste durante l'intervento del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari. Da quello che insomma è trapelato, alcuni magistrati potrebbero decidere di uscire polemicamente dall'aula proprio in segno di protesta contro la riforma della giustizia. Ci sono vari punti di questa riforma che sono sul piatto e che non piacciono a tutti i magistrati. Avremo modo di approfondirli tutti nel corso di questa diretta, anche perché faranno parte degli interventi che si succederanno nel corso della mattinata. Io direi che potremmo già entrare nel merito. Proprio ieri il presidente della Corte d'Appello di Venezia, Carlo Citterio, ha incontrato gli organi di informazione per fare il punto della situazione della giustizia in Veneto e anche per parlare di quello che potrebbe succedere questa mattina. Direi che possiamo vedere i servizi. Io ricordo nella mia prima esperienza veneziana tra il 99 e il 2008, anch'io partecipai in toga nera, alzandomi e uscendo in una certa particolare circostanza. È vero che non sarà la prima e probabilmente neanche l'ultima volta che magistrati usciranno dall'aula in cui si celebra l'inaugurazione dell'anno giudiziario in Veneto, ma quella che avverrà nella sede della Procura Generale e Corte d'Appello di Venezia, quando prenderà la parola in nome del governo il sottosegretario Andrea Ostellari, intende essere un grido d'allarme contro una riforma costituzionale della giustizia accusata di indebolire la giustizia. Nel mirino della protesta non c'è solo la separazione delle carriere di magistrati requirenti e giudicanti, c'è l'istituzione di un'alta corte disciplinare che giudica sia in primo che in secondo grado senza possibilità di ricorso in Cassazione, c'è lo spezzettamento in due del Consiglio Superiore della Magistratura, i cui componenti saranno sorteggiati. Io chiedo ai cittadini, l'estrazione a sorte risponde al principio uno vale l'altro. Guardatevi in famiglia, guardate intorno, guardate alle assemblee condominiali e domandatevi se il principio l'uno vale l'altro può essere un principio per un governo autonomo. Se la politica vuole cambiare la magistratura, c'è una cosa che la politica non cambia per la magistratura: la carenza d'organico. La media delle scoperture del personale amministrativo negli uffici giudicanti veneti, ad esempio, è del 37,4%, con un picco del 48% a Belluno, quindi 46% a Venezia, 43% a Vicenza, 32% a Treviso, 29% a Padova. Magistrati e personale amministrativo stanno facendo tutto il possibile e anche più di quello che potrebbe essere loro chiesto. Noi ce la mettiamo tutta, ma a un certo momento uno scoppia.
Lo sforzo si vede, le pendenze sono scese del 30% alla Corte d'Appello di Venezia, del 21% a Vicenza, del 17% a Padova, del 15% a Treviso, del 6% a Belluno. Al Tribunale ordinario di Venezia invece c'è stato un aumento del 124% per le migliaia di richieste di cittadinanza italiana da parte di discendenti di immigrati veneti in Brasile. Il fenomeno ormai è fuori controllo. Su questo deve intervenire la politica, perché solamente il Parlamento potrebbe individuare dei limiti, per esempio sul numero dei gradi di successione. Avete sentito, su questo deve intervenire la politica. L'intervista raccolta proprio dal nostro Filippo Fois. Parallelamente l'inaugurazione dell'anno giudiziario è anche a Roma, con le dichiarazioni della prima Presidente della Cassazione, Margherita Cassano, che ha detto proprio un vero e proprio patto per lo Stato di diritto in grado di alimentare la fiducia dei cittadini nei confronti di tutti gli organi cui la Carta fondamentale assegna l'esercizio di funzioni sovrane. Ha detto Cassano: la magistratura è impegnata a realizzare i più alti valori espressi dalla Costituzione, uno sforzo che necessita di essere accompagnato da un contesto improntato al rispetto reciproco fra le varie istituzioni dello Stato. A prendere parola ovviamente anche Carlo Nordio, il ministro trevigiano. Ieri, proprio nel contesto dell'intervista raccolta dal nostro Filippo Fois, sono stati dati anche i numeri dell'anno appena trascorso, con un aumento dei reati legati al codice rosso e allo stalking, ma anche della presenza della criminalità organizzata nel nostro territorio. Filippo, torno da te, perché anche in questo caso hai raccolto anche tu dei dati interessanti legati alla criminalità sul territorio veneto, in particolare veneziano. Sì, in realtà purtroppo il radicamento della grossa criminalità organizzata riguarda tutto il Veneto, in una linea ideale che poi quella ferroviaria, hanno detto anche i magistrati, che porta da Verona a Venezia. Soprattutto parliamo di 'ndrangheta, la quale utilizza il Veneto, il tessuto economico del Veneto, per il riciclaggio, l'investimento del denaro, che naturalmente viene ripulito in vari modi. Io tra l'altro mi soffermerei per un istante anche a l'ultima cosa che abbiamo sentito dire da Carlo Citterio, cioè il fatto che il Tribunale di Venezia sia letteralmente intasato da migliaia di richieste di cittadinanza italiana da parte di discendenti di immigrati veneti in Brasile. E c'è quel più 125% che ha letteralmente fatto scoppiare gli uffici che si trovano proprio qui da dove parliamo. Ci sono stati fatti anche diversi esempi di quello che stia capitando, per esempio una richiesta di 12 brasiliani, che sono oramai brasiliani da generazioni, che hanno però una trisavola che era partita dal Veneto. Sono 12 persone che vivono in 12 zone diverse del Brasile, hanno chiesto tutti la cittadinanza italiana per motivi affettivi, non perché si vogliano trasferire o meno, e queste circostanze, diciamo, e ci diceva anche Citterio, noi dobbiamo darla a tutti, ma questo diventerà un problema anche europeo, perché nel momento in cui sono cittadini italiani, queste decine di migliaia di persone potranno girare per tutta l'Europa. Veniamo a un altro filone, che è quello che hai introdotto tu, Anna, che è quello appunto del radicamento della criminalità organizzata in Veneto, per il quale verrà fatto un appello oggi sia al sottosegretario Ostellari, sia al vicepresidente del CSM, del Consiglio Superiore della Magistratura, Fabio Pinelli, perché la giustizia veneta, avete sentito, patisce delle carenze di organico e soprattutto in questo caso non è ancora completamente attrezzata a poter dare una risposta soddisfacente a quello che sta accadendo. Vediamo. I capi calabresi delle cosche che si trovano appunto giù hanno raccomandato a chi opera nelle locali qui della zona del Veneto di mantenere un profilo basso, perché non vogliono attirare l'attenzione delle forze dell'ordine. Durante i processi lo hanno raccontato i collaboratori di giustizia, l'ordine dalla Calabria, e di agire con discrezione. E in effetti di 'ndrangheta in Veneto si parla ancora molto poco, ma l'attività economica in Veneto della 'ndrangheta ha già da tempo perso i contorni della semplice infiltrazione, per evolversi in un vero e proprio radicamento della criminalità organizzata di stampo mafioso.
sono degli indicatori che sono molto significativi del fatto che qui è molto attrattiva la nostra regione per le organizzazioni criminali, e quindi qui va svolta l'attività di contrasto. C'è l''ndrangheta presente in queste 4 province qui, Verona, Vicenza, Padova e Venezia, e poi c'è i casalesi, sono in provincia di Venezia. Più di 30 anni fa Falconi aveva definito la mafia una potenza economica che agisce oltre i confini della Sicilia. Ebbene, in Veneto operano 464 aziende di terza fascia, cioè con un fatturato sopra i 100 milioni di euro. In Sicilia solo 36. E allora è evidente che questo sia un territorio molto più attrattivo per gli affari e che sia riduttivo, se non addirittura fuorviante, indagare solo in certe regioni meridionali, quando i grossi fatturati avvengono qui. Ritengo che questo sia il momento, visto che domani saranno presenti il sottosegretario alla giustizia e il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, per chiedere ad entrambi un apporto immediato di personale per rimpolpare questi organici che sono peraltro ridotti, che non tengono conto dell'evoluzione di questi ultimi anni. Un'inaugurazione dell'anno giudiziario dunque che si apre con la denuncia di cronica carenza di personale, come avete sentito, con i dati legati anche alla criminalità organizzata. Allora torniamo a Palazzo Grimani, si parte tra pochissimo con Filippo Fois, dovrebbero arrivare anche il presidente del Veneto Luca Zaia, il patriarca Moraglia, il prefetto di Venezia, eccoli qua. Intanto vediamo anche Fassino che sta dialogando con il patriarca Francesco Moraglia. Ovviamente siamo lì con le troupe, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e il prefetto Darco Pellos, prefetto di Venezia, sottosegretario Andrea Ostellari, il Veneto Andrea Ostellari presente ovviamente come sempre. Filippo, che platea c'è in questo momento? Dovremmo essere davvero agli sgoccioli in realtà. Raccontaci un po', facci una fotografia di quello che stai vedendo. Sì, anche perché qua si può, guarda Anna, qua sostanzialmente c'è una tradizione di grande puntualità, per cui se si comincia alle 10 si comincia. Infatti lo vediamo qui, anche ci può far vedere il nostro Simone Merlo che il presidente della Corte d'Appello Carlo Citterio è già posizionato, vedete anche i carabinieri, insomma ci siamo pronti per partire con la cerimonia. Come detto c'è un parterre des rois di tutto rispetto, non solo il presidente Zaia, tu hai nominato prima il patriarca Moraglia, il sindaco di Venezia, il prefetto di Venezia Darco Pellos, c'è il senatore Andrea Martella, segretario del Partito Democratico Veneto, la senatrice Erika Stefani e naturalmente anche tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine. Io sto guardando un magistrato che si trova qui alla mia sinistra, che infatti sta annunciando di prendere posto. Tra l'altro ci segnalano che in effetti ci sono alcuni magistrati con dei cartelli, evidentemente quella protesta di cui vi abbiamo anticipato nel corso di questa diretta, che dovrebbe avvenire quando prende la parola il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari. Io direi, Anna, che possiamo, qui si sta facendo silenzio in sala, per cui possiamo cominciare. Vedo che guardano l'orologio, ci siamo. In piedi entra il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia con i Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto.
In piedi entra il Procuratore Generale della Repubblica con l'Avvocato Generale e i sostituti Procuratori Generali della Repubblica. Posto, richiesto. Presento. Ciao. In piedi entra la Corte. Posto, richiesto. Presento. Ciao. Via! Ciao! Ci accomodiamo. Adesso sentiremo l'inno nazionale seguito da un breve intervento musicale a cura degli studenti del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. E ringrazio fin d'ora il Presidente e il Direttore per questa rinnovata disponibilità che vuole confermare il rapporto tra la Corte con le istituzioni cittadine anche al di fuori del mondo della giustizia. Posto, richiesto. Presento. Ciao. Ci alziamo in piedi.
Ci accomodiamo, grazie.
Grazie al quintetto dei fiati del Conservatorio. Ci avete fatto anche un po' rivivere quelle che dovevano essere le esperienze che questo Salone ha sicuramente vissuto nel tempo. L'armonia, li guardavamo quando si guardavano per partire allo stesso momento e credo che questo potrebbe insegnarci molto. Un saluto grato e cordiale ai rappresentanti del Consiglio Superiore della Magistratura, Vicepresidente Avvocato Pinelli, del Ministero Sottosegretario Avvocato Stellari, alle autorità civili, ai senatori, ai deputati, al Prefetto, al Patriarca Francesco, ai colleghi dirigenti degli altri uffici giudiziari ordinari del distretto, delle altre magistrature, agli avvocati del Foro di Venezia e degli altri fori del distretto, ai componenti della giustizia onoraria, rappresentanti del personale amministrativo e agli ospiti, e non ultimi ai cittadini che partecipano da remoto anche grazie ai collegamenti resi possibili dalla rinnovata generosa cortesia dell'emittente Antenna 3. Un saluto deferente al Presidente della Repubblica e del Consiglio Superiore della Magistratura, Sergio Mattarella. Ci ha davvero confortato sentire dal Capo dello Stato che in carcere i detenuti debbono poter respirare un'aria diversa da quella che li ha condotti alla illegalità e al crimine. Grazie Presidente Mattarella. Essendo noi quelli che in soggezione alla legge determinano l'ingresso delle persone in carcere, ci aveva storditi essere inevitabilmente coinvolti in una pubblicizzata visione della detenzione che prova intima gioia nel non lasciar respirare chi sta dietro i vetri oscurati di mezzi dell'amministrazione penitenziaria. Rinvio innanzitutto al testo scritto. Un po' di numeri dal monitoraggio al 30 settembre 2024 sul sito ministeriale relativo al triennio precedente. Quanto al settore civile, la Corte ha ridotto la pendenza del 30,3%, il Tribunale di Rovigo del 40,7%. Tutti gli altri tribunali hanno ridotto la pendenza, ad eccezione del Tribunale di Venezia, che rispetto al 31 dicembre 2021 l'ha incrementata del 124,8%. Corte e tribunali intaccano la pendenza o definiscono almeno la sopravvenienza, critiche appunto alla situazione del Tribunale di Venezia. Nel settore penale la pendenza della Corte è stata ridotta del 31,6%, Padova riduce del 44%, Rovigo del 32%, Belluno del 24,8%, Verona del 19,7%, Vicenza del 17,5% e Treviso del 15,6%. Per la Corte, secondo il cosiddetto cruscotto di monitoraggio interno relativo al periodo solo dell'ultimo anno, considerato dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2024, il settore civile diminuisce da 6.199 procedimenti, di cui 2.353 nella sezione lavoro, a 5.027 procedimenti, di cui 1.744 della sezione lavoro, che quindi è scesa del 25% dell'intera pendenza. Il settore penale diminuisce da 9.315 procedimenti a 7.484, considerando i processi per cui è stato già deliberato il dispositivo. Va ricordato che il 31 dicembre 2019, data base per i calcoli degli obiettivi PNR, la pendenza era oltre i 14.000 procedimenti. Si intravede la possibilità, non ravvicinata ma non remota, di pervenire ad una pendenza inferiore ai 6.000 processi, che consentirebbe di definire la sopravvenienza nei 2 anni, evitando prescrizioni o improcedibilità, così da restituire interesse alle definizioni con riti alternativi e pene sostitutive delle pene detentive brevi in primo grado. Resta purtroppo peculiare la situazione del Tribunale distrettuale di Venezia,
in ragione del carico di lavoro del settore immigrazione e protezione internazionale e in ragione del numero sempre più abnorme di iscrizioni e pendenze delle cause per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis da parte dei cittadini brasiliani. Avevamo segnalato il problema, nulla è accaduto e anche la situazione normativa è rimasta immutata. E allora cerchiamo di capire di che si tratta. Per il periodo 1 luglio 2023-30 giugno 2024 sono sopravvenute 13.796 cause in materia di cittadinanza, che corrispondono al 69,17% dell'intera sopravvenienza. Ma al 30 settembre 2024 sono già 19.003, quindi sostanzialmente quasi 4.000 cause in 3 mesi. In tale contesto non solo è oggettivamente impossibile raggiungere i risultati previsti per rispettare gli obiettivi del PNRR, ma è sempre più difficile dare risposte di giustizia maggiormente tempestive sul contenzioso corrente. Diventare cittadino italiano significa diventare cittadino europeo. Vedremo se le istituzioni europee rimarranno solo a guardare, ma questo è un problema nostro che dobbiamo risolvere noi. Per quanto alla presenza dell'indispensabile personale amministrativo a tempo indeterminato, la situazione veneta è passata da grave a molto grave e non si intravedono occasioni ravvicinate di sicuro miglioramento della situazione. Al 31 dicembre 2024 la media della scopertura del personale a tempo indeterminato a livello distrettuale è salita dal 31,6 al 37,4%, la Corte dal 39,8 al 41,4%, Belluno dal 40 al 48,9%, Venezia dal 38,2 al 46,6%, Vicenza dal 33,8 al 43,7%. Sorveglianza conferma la scopertura del 39,1, ma su organico già sottodimensionato rispetto ad altri uffici omogenei. Tribunale per i minorenni è al 31%. Sono situazioni che non siamo più in grado di fronteggiare, la fantasia non riuscendo a produrre persone. 2 proposte di interventi di sistema: rivisitazione delle piante organiche nazionali di personale amministrativo a tempo indeterminato e di magistrati per adeguarle alle attuali sopravvenienze. Un unico organico di personale amministrativo di tribunale e giudice di pace nella stessa sede consentirebbe la gestione più efficace delle ore di lavoro di chi c'è. È stato già rinviato al 17 ottobre 2025 l'entrata in funzione del nuovo Tribunale per le persone minorenni e famiglie. Occorrerebbe sapere per tempo le intenzioni sul seguito. Nella prospettiva della cosiddetta autonomia differenziata risulta positiva la richiesta della Regione del Veneto di assegnazione della competenza sul funzionamento amministrativo degli uffici del giudice di pace, tema certamente da eventualmente approfondire per le implicazioni sistematico-organizzativo, ma a fronte dell'attuale permanente inadeguatezza delle strategie centrali è una possibile efficace via per uscire dalla situazione di cronica emergenza che caratterizza la struttura del giudice di pace, oltretutto ora con ampliata competenza nel settore civile. Grazie alla Regione Veneto per il rinnovato protocollo che prevede casi di possibilità di distacco di personale regionale o enti pubblici locali presso gli uffici giudiziari, per l'adesione all'avviso di mobilità che sta consentendo al nostro Ministero l'assunzione a tempo indeterminato di 14 dipendenti amministrativi che erano già in distacco presso gli uffici giudiziari e grazie per la disponibilità all'accordo quadro del 27 giugno 2023, per il quale va rinnovato il ringraziamento al Ministero, che ha consentito la positiva utilizzazione di graduatorie di concorsi banditi dalla Regione. Per esempio la Corte adesso finalmente 3 conducenti motoscafisti, ci si stanno però rompendo i motoscafi che sono vecchi, non si può avere contemporaneamente motoscafisti e motoscafi. Grazie al Comune di Venezia per le convenzioni sulla disponibilità di alcuni appartamenti per il personale amministrativo.
Abbiamo molte preoccupazioni per la sorta dei funzionari a tempo determinato addetti all'ufficio per il processo, AUP, il cui rapporto di lavoro cesserà il 30 giugno 2026, giorno che conclude il periodo PNRR con i fondi del quale sono retribuiti. Le ricordate gravissime carenze di personale amministrativo a tempo indeterminato hanno comportato un loro significativo impegno anche nell'attività di cancelleria. D'altra parte, altrimenti ci saremmo fermati del tutto. Al 1 marzo 2024, secondo il sito del Ministero, su 43.135 posti di organico, gli occupati, compresi gli 8.548 funzionari AUP, erano 31.350. Senza questi funzionari, il personale a tempo indeterminato presente sarebbe di 22.802 unità, cioè l'esatta metà del ruolo complessivo. L'unico dato certo è il comma 135 della legge per l'anno finanziario 2025 che autorizza la stabilizzazione di 2.600 su 8.548. È indispensabile che quanto prima il Ministero almeno chiarisca tempi, modalità e destinazione della selezione, altrimenti continuerà l'emorragia in atto verso altre amministrazioni che assumono a tempo indeterminato e con migliori condizioni economiche. La scopertura attuale dei magistrati ordinari giudicanti nel distretto è del 18,87 rispetto alla media nazionale del 16,95. Il CSM ha pubblicato 21 posti per gli uffici giudicanti di primo grado. A fine 2025 i magistrati ordinari in tirocinio raggiungeranno le sedi di destinazione, vedremo quanti ne arriveranno. Mancano in Veneto tutti gli 8 magistrati previsti per la cosiddetta pianta flessibile. Ora vorrei richiamare l'attenzione su questo aspetto. Solo con la loro presenza la maternità sarebbe finalmente vissuta da tutti come quell'evento lieto e incommensurabile che è, piuttosto che come una sventura per la performance dell'ufficio. Ho chiesto al Consiglio Superiore della Magistratura che privilegi questa pubblicazione perché è più utile alle esigenze funzionali del distretto. Abbiamo particolari difficoltà organizzative anche per i tempi per le nomine dei semidirettivi e dei direttivi. Alla luce di questi dati mi permetto 4 spunti di riflessione. Il primo: avete constatato come, nonostante questa pesantissima scopertura degli organici, la giurisdizione veneta non molla. Lo dimostrano i dati che ho riferito. Ma la situazione è molto difficile perché la straordinarietà dell'impegno dei singoli, la gran parte del personale amministrativo e dei magistrati, non può essere la regola permanente del modo di lavorare. È fisiologia di corpo e mente, è elementare giustizia. Devo nuovamente ricordare che l'articolo 110 della Costituzione è inequivoco e specifico. Spettano al Ministro della Giustizia e quindi ai governi l'organizzazione e il funzionamento dei servizi della giustizia e della politica parlamentare che mette a disposizione le risorse secondo le proprie scelte discrezionali. Deve quindi essere chiaro ai cittadini che se il Parlamento ed i governi operassero efficacemente quantomeno per ridurre a fisiologia la scopertura degli organici attuali, loro cittadini e coloro che comunque vivono operosi nella nostra regione potrebbero avere una giustizia più tempestiva e di qualità sempre più adeguata e, attenzione, davvero uguale per tutti. Una giustizia, quella veneta, che è pronta all'eccellenza per tempi e qualità del servizio giustizia offerto. Lo abbiamo dimostrato e lo stiamo dimostrando con i risultati positivi ottenuti dai tribunali, pur con le scoperture di organico esposte. Magistratura e personale amministrativo presente hanno cercato e cercano di fare la loro parte. Spetta al legislatore e ai governi fare la propria. Il secondo spunto: se nel nostro Veneto il Tribunale di Belluno ha una scopertura media prossima al 50%, la Corte del 41,4%, se la media distrettuale della scopertura del personale amministrativo a tempo indeterminato è del 37,4% e se la situazione nel tempo solo si aggrava,
Prima di pensare ad aprire nuovi uffici giudiziari, che sia il Tribunale della Pedemontana o la da qualcuno pure ipotizzata sezione distaccata di Corte a Verona, perché la politica non agisce finalmente per mettere tutti gli uffici giudiziari che già ci sono nelle condizioni di lavorare bene? L'apertura di nuovi uffici in luogo, anzi, di loro eventuali accorpamenti che aumentano la specializzazione e permettono miglior condivisa gestione del personale amministrativo, perciò solo riducendo i tempi e producendo maggior qualità, nelle condizioni descritte rischia di essere operazione in qualche modo nostalgica, slegata dalla realtà, in un'era di dematerializzazione degli atti, condivisi collegamenti da remoto, riduzione dei casi di presenze fisiche indispensabili e più agevoli trasferimenti. Quindi solo una certa occasione di frammentazione delle insufficienti risorse, aumento della burocrazia, farraginosità del procedere. A proposito è significativo che l'ufficio del giudice di pace di Belluno ha in servizio 1 su 6 giudici di pace previsti. Il terzo spunto è quantomeno curioso che la politica anche istituzionale, quando spesso critica i mancati tempestivi interventi o i tempi degli interventi della magistratura e richiama genericamente la riforma della giustizia come rimedio per farla funzionare, è la stessa che per obbligo costituzionale delle istituzioni in cui agisce, portando il proprio importante patrimonio essenziale, patrimonio di idee, valori e obiettivi, deve mettere nelle condizioni di lavorare come i cittadini e prima ancora la stessa Costituzione pretendono la giustizia operi. A volte sorge un dubbio, ma davvero una giustizia giusta, efficace, tempestiva, uguale per tutti, è un'aspirazione, un obiettivo convintamente e unanimemente condiviso? Ho fatto un sogno. Tutti gli esponenti politici che esponevano critiche anche aspere al funzionamento della giustizia e al lavoro dei magistrati iniziavano il loro dire con: premetto che personalmente per far funzionare la giustizia ho fatto questo, questo e questo. Il quarto, ultimo spunto. Negli interventi di legislatore ed esecutivo a volte sembra mancare la piena consapevolezza che, specialmente in un periodo di carenza, il tempo lavoro del personale amministrativo e dei magistrati non è un costo zero. Far buttare inutilmente tempo alle poche persone presenti negli uffici significa sprecare la risorsa già scarsa e ulteriormente ridurre la possibilità di perseguire gli obiettivi dati. Abbiamo avuto un triste esempio recentissimo con le modalità del differimento delle elezioni del Consiglio giudiziario, organo distrettuale essenziale del governo autonomo della magistratura, per rendere le deliberazioni del CSM sempre più aderenti alle realtà delle cose e delle persone. Elezioni fissate domenica 1 dicembre e lunedì 2. Nessuna indicazione e tantomeno assicurazione formale del Ministero giunta agli uffici sulla volontà di differirle, su come comportarsi. Ci si avvicina al 1 dicembre, nessuna informazione, vanno a scadere i termini, raccolta in gran fretta delle firme di presentazione delle candidature e di queste, senza che il tempo ormai ristrettissimo avesse consentito alcun confronto su contenuti e proposte. Sono costituiti sempre in gran fretta gli uffici elettorali centrali e decentrati. Il giovedì mattina, 3 giorni prima del primo giorno delle elezioni, il Ministero ha fatto pervenire in corte le schede elettorali, che sono state verificate, inviate ai vari tribunali del distretto, con gran lavoro in urgenza di segreterie, magistrati e autisti. Il venerdì sera, un giorno prima dell'inizio delle votazioni, è uscita la Gazzetta Ufficiale col decreto legge che disponeva il rinvio ad aprile. Tanto tempo di lavoro buttato in periodi di molteplici incombenti organizzativi e soprattutto, obiettivamente, nessun rispetto e considerazione per il ruolo e la dignità del governo autonomo decentrato. Non importa che non fosse questa l'intenzione, come sono certo, importa quello che è accaduto. Sulla situazione carceraria del distretto,
alcuni dati rinviando alla preziosa relazione della Presidente del Tribunale di sorveglianza che sarà sul sito. Al 30 giugno 2024 negli istituti penitenziari veneti, a fronte di una capienza regolamentare di 1947 posti, erano presenti 2.675 detenuti, 728 in più, quasi un terzo. Vi sono stati nel periodo 8 suicidi, di cui 5 alla casa circondariale di Verona, 139 tentativi di suicidio, 687 atti di autolesionismo. Certamente la determinazione del singolo al suicidio è vicenda complessa, ma va probabilmente oltre il dato meramente statistico il fatto che i suicidi si siano verificati in istituti che sono tra i più sovraffollati. Verona 608 a quella data anziché 335, Padova reclusione 564 anziché 438, Venezia 245 anziché 159, Vicenza 356 anziché 276. È una realtà che interroga tutti noi, nessuno escluso, soprattutto coloro che hanno competenze specifiche. Una pena che venga espiata o una custodia cautelare carceraria che venga vissuta in queste condizioni ha obiettivamente un tasso di sofferenza che eccede quello inevitabile proprio della restrizione personale in sé. A volte per pene che consentirebbero l'esecuzione in forme alternative, l'esecuzione avviene invece in carcere solo per ragioni connesse alla situazione di oggettiva precarietà di vita del singolo e non per sue inadeguatezze soggettive nel merito. Riflessione che dovrebbe coinvolgere anche l'avvocatura perché riguarda anche l'approccio alle strategie procedimentali. La nostra stima e solidarietà al personale della Polizia Penitenziaria, evidente vittima anch'esso dei problemi creati dal sovraffollamento. 2024 ha visto il trasferimento del Tribunale Civile dalla storica sede di Rialto ai ristrutturati edifici della Cittadella in Piazzale Roma. Il Tribunale si è riunito in unica sede con tutti i benefici organizzativi e di vita comune che ciò comporta, in locali anche di prestigioso restauro. Sono in corso i lavori pure per il trasferimento nel complesso della Cittadella anche del settore penale della Corte di Appello e della Procura Generale, che necessariamente debbono concludersi entro il 2026. Intanto la sede di Rialto verrà utilizzata anche per alcune attività giurisdizionali, in particolare la giurisdizione delle Corti di Assise di primo e di secondo grado. Qualche numero economico-finanziario sull'attività della Corte, perché bisogna comprendere che queste carenze pesantissime di personale incidono su competenze che non sono quelle della giurisdizione in senso stretto, ma dell'organizzazione. Nel 2024 le spese del funzionario delegato della Corte per il funzionamento degli uffici del distretto sono state complessivamente di 14.217.000 euro, di cui 3.873 per la Corte e 9.336 per gli uffici del distretto. L'Ufficio Recupero Crediti ha iscritto da recuperare per il settore penale 23.266.000 euro per pene pecuniarie e sanzioni per spese processuali. Per il settore civile 7.858.000 euro. Dall'aprile 2024 via convenzione perché il recupero avvenga ad opera di Equitalia Giustizia. Per i procedimenti Legge Pinto nel 2024 sono state accolte 335 istanze relative a più anni, 137 del 24, ne sono state liquidate 310 perché per le altre non è ancora pervenuta la richiesta pur dopo la definizione della causa, per un totale complessivo di 2.248.000 euro. Il 22 novembre 2023 i presidenti di tutte le Corti d'Appello avevano scritto al Ministro della Giustizia e ai presidenti delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato per chiedere che, in occasione della riferita prossima abrogazione dell'istituto dell'improcedibilità del giudizio di impugnazione con ritorno al sistema della prescrizione, il legislatore emanasse una disciplina transitoria che indicasse quale tipo di prescrizione avrebbe dovuto essere applicata ai reati consumati dal 1 gennaio 2020.
lettera da alcuni tacciata di intenti di boicottaggio, ingerenza, tentativo di condizionamento del legislatore, volontà di bloccare il tempestivo iter parlamentare. La Camera ha approvato il disegno di legge senza normativa transitoria il 14 gennaio 2024. Dalla consultazione del sito del Senato il disegno di legge parrebbe pendere ancora senza che sia stato discusso. Non essendovi più ragione di urgenza, confidiamo fortemente che il testo definitivo contenga anche la disciplina transitoria. Nel frattempo sul tema è intervenuta anche una sentenza delle sezioni unite che la rende ancora più indispensabile. Questo sarebbe esempio positivo dell'attenzione del legislatore alle esigenze organizzative di certezza del diritto proprie della giurisdizione penale. Recentissima è la legge 187/2024 che ha attribuito alle Corti di Appello la competenza anche della convalida del decreto di trattenimento di chi sia stato espulso ed abbia chiesto la protezione internazionale. È un atto tipico della disciplina di immigrazione finora trattata dalle specifiche e specializzate sezioni dei tribunali distrettuali. I centri di permanenza per il rimpatrio sono attualmente 9, Torino e Gradisco di Sonzo nel nord e gli altri tutti da Roma in giù anche in Sicilia. Il legislatore ha disposto che la competenza territoriale sia quella della Corte del distretto dove opera il questore che ha emesso il provvedimento di trattenimento. Cosa è accaduto in sostanza? Si è tolta la competenza alla sezione specializzata del Tribunale per il solo atto urgente, la convalida, che apre il procedimento, perché poi tutto il resto rimane nella competenza del Tribunale. La si è affidata a un giudice collegiale non specializzato che svolge funzioni di appello del tutto diverse, che per la convalida opera come giudice monocratico della massima urgenza. Le convalide avvengono da parte di un solo consigliere. Le udienze di convalida in fatto non potrebbero più essere trattate anche in presenza, perché se io sto a Venezia e il trattenuto sta a Caltanissetta dovrei farlo trasferire. Con ciò si è confiscato il potere del giudice di avere in presenza il trattenuto e il diritto del trattenuto a chiederla. L'organizzazione da remoto dell'udienza, che prevede partecipazione di difensori, interprete, funzionario di polizia, si rivela estremamente complessa. In concreto, l'impatto dei numeri che già abbiamo avuto è tale che probabilmente si dovrà prevedere che il consigliere di turno settimanale sia esonerato dal proprio lavoro ordinario con conseguenti differimenti dei processi già fissati per la trattazione, ciò in fase finale del PNRR. La Corte dovrà approfondire sia l'opportunità di procedere comunque all'ordine di traduzione dell'interessato quando ritenuto necessario, non potendo la discrezionalità dell'amministrazione nella scelta del centro confiscare di fatto un potere del giudice, sia la possibile sussistenza di una manifesta irrazionalità dell'anomala e asistematica scelta normativa che meriti il vaglio della Corte Costituzionale. Infine, non posso né voglio esimermi. È in atto una procedura di riforma della magistratura, che di quella si tratta. Finalmente si sta abbandonando la dizione di riforma della giustizia, dizione che nella sua genericità sempre prospetta implicitamente al cittadino che con l'intervento normativo in corso vi sarà un beneficio nell'efficacia e nei tempi dei processi, nel generale funzionamento della giurisdizione quotidiana. I problemi della magistratura non vanno nascosti o negati, ma sono problemi complessi che richiedono un confronto serio e laico, senza pregiudizi ideologici a prescindere. Un confronto che non pare possa essere blindata, perché se è blindato la riforma costituzionale è del governo e non è del Parlamento. La qualità della risposta giurisdizionale quotidiana dipende anche dal tipo di magistratura e dalle garanzie per lei previste.
Sorteggio per la elezione dei componenti magistrati, alta corte disciplinare, separazione delle carriere. Sono i 3 punti oggetto della riforma che ribaltano l'attuale struttura costituzionale del ruolo della magistratura giudicante e inquirente, quale voluta dal Costituente che aveva nella carne l'esperienza della dittatura. Il sorteggio dei componenti magistrati assegna al caso il futuro della magistratura ordinaria. È sorteggio puro per i magistrati, a differenza di quello previsto per i componenti laici, che avviene tra soggetti inseriti in elenchi di persone elette dal Parlamento in seduta comune. Ma il CSM non è solo nomine. L'argomento è bisogna rompere il potere delle correnti. Basta guardare alle ampie discussioni e alle diverse sensibilità sui temi delle circolari organizzativi, per esempio sul rapporto tra dirigente dell'ufficio e giudici o pubblici ministeri. Il dirigente dell'ufficio è un padre padrone o è un primus inter partes? Per comprendere come affidare al caso l'esito significa che la struttura operante della magistratura, anche giudicante, sarebbe deciso dall'incontro tra sorteggiati laici non sgraditi alla politica e magistrati scelti del tutto a caso. Ma un governo autonomo del caso non è un governo autonomo. Il principio che fonda il metodo del sorteggio non è quello dell'uno vale uno, è quello ben diverso, l'uno vale l'altro. Nessuna esperienza collettiva, un ordine professionale, un seminario, un'associazione qualsiasi, un condominio affiderebbe al caso il proprio futuro e il proprio governo autonomo. Qualunque cittadino potrebbe guardarsi intorno, a cominciare dalla propria famiglia, pensando alle proprie esperienze di lavoro e di vita, per constatare che l'uno vale l'altro è regola infedele alla realtà. L'affermazione che se si è magistrati si può fare tutto e quindi anche il componente del CSM è tanto suggestiva quanto assertiva e inconsistente ed è riflesso incondizionato di una visione all'interno fortemente corporativa e dall'esterno demolitiva. Lo sappiamo benissimo tutti. Il sorteggio mortifica ruolo, realtà e soprattutto storia della magistratura italiana. Il singolo magistrato ha diritto a concorrere responsabilmente alla costituzione del proprio governo autonomo. Come può condannare all'ergastolo o al pagamento di somme rilevanti in una causa civile, ma non poter votare per il governo autonomo dell'ordine di rilievo costituzionale cui appartiene? L'unico obiettivo del sorteggio così configurato inevitabilmente sembra mirare a indebolire, se non anche a delegittimare, la magistratura anche giudicante. L'Alta Corte disciplinare porta l'intervento disciplinare fuori dal Consiglio Superiore, che è e rimane l'organo anche nella riforma di governo autonomo. Ho colto, preparando questo intervento, una singolare contraddizione che c'è tra la relazione accompagnatoria che qualifica la competenza disciplinare come espressione massima dell'autogoverno, e magari si potrebbe usare l'espressione corretta governo autonomo perché ci sono i laici e non autogoverno, e la norma che invece la toglie ai consigli superiori riformati per darla ad un organo estraneo ai due consigli e a modalità e con modalità di composizione differente. Io trovo grave che nel testo costituzionale proposto sia escluso il ricorso di legittimità avverso le deliberazioni dell'Alta Corte. L'unica doglianza può essere un reclamo rivolto a quella stessa Corte che decide in diversa composizione. Avremo quindi una Costituzione che all'articolo 111,7 della stessa Costituzione per tutte le sentenze prevede, e significativamente, mi si perdoni la battuta, anche per le condanne disciplinari interne all'ordinamento forense, prevede il ricorso per Cassazione. Per i magistrati un'altra cosa. Da ultimo, l'intervento specifico riguarda solo la magistratura ordinaria, a differenza delle esperienze di proposte precedenti che riguardavano tutte le magistrature e quindi non possono essere richiamate a sostegno dell'attuale. Sto concludendo. Quanto alla separazione delle carriere, che come è noto le funzioni sono di fatto separate da tempo,
Con la previsione di un CSM autonomo per la magistratura inquirente, i componenti del quale sono solo pubblici ministeri e sorteggiati tra persone indicate dal Parlamento, con un pubblico ministero che dispone direttamente della polizia giudiziaria e considerando la inevitabile e crescente autoreferenzialità nel tempo di una struttura siffatta e il ridotto numero dei magistrati inquirenti, come cittadino devo osservare che la magistratura inquirente rischierebbe addirittura di divenire un possibile pericolo per la democrazia e perciò in ogni caso non potrebbe rimanere effettivamente autonoma a lungo o continuare a lungo a disporre direttamente della polizia giudiziaria. E deve essere chiaro che l'indipendenza del giudice, se non gli arrivano i processi, non serve a nulla. I richiami ad altre discipline ordinamentali, anche europee, trascurano volutamente la diversa storia e le diverse culture sociali. In un'intervista remota, la dottoressa Carla Del Ponte, procuratore cantonale in Svizzera, spiegava di essere stata nominata procuratore cantonale su designazione di un partito e chiariva: se ci fosse anche un solo parlamentare che prende il telefono e chiama il procuratore, e non certo per dargli istruzioni, ma anche solamente per avere informazioni su un'inchiesta, scoppierebbe lo scandalo più grave che si possa immaginare. Allora, se anche da noi scoppierebbe lo scandalo più grave che si possa immaginare, quel sistema va bene anche per noi. Altrimenti il fatto che in Svizzera sia così non può essere richiamato a sostegno di modifiche nostre. Facilmente abbiamo letto che oggi il pubblico ministero sarebbe un super poliziotto. Sarà l'età che comincia a mostrare i suoi segni invasivi. Viene da chiedersi se metterlo a gestirsi da solo con designati della politica migliorerebbe la situazione rispetto all'essere super poliziotto. Segnalo anche questo in concreto: facilmente immaginabile gli effetti sugli uffici giudiziari, sulla giustizia quotidiana, di due magistrature con obiettivi di performance diversi valutati da due CSM differenti e oggi invece nella loro tensione coordinati dall'unico organo di governo autonomo. I tribunali sarebbero sommersi dalle richieste di fissazione di udienza con la loro certa paralisi. Chi vuole avere la fiducia del poter sempre ricorrere fiducioso al giudice a Berlino rifletta. Grazie di cuore a chi ha concorso all'organizzazione dell'odierna cerimonia, grazie ai colleghi e al personale amministrativo. I risultati positivi della Corte sono merito del vostro sacrificio. Chiudo condividendo un'altra recentissima esortazione del nostro Presidente. Siamo chiamati a consolidare e sviluppare le ragioni poste dalla Costituzione alla base della comunità nazionale. È un'impresa che si trasmette da una generazione all'altra, perché la speranza non può tradursi soltanto in attesa inoperosa. La speranza siamo noi, il nostro impegno, la nostra libertà, le nostre scelte. Mi scuso probabilmente per essere andato un po' oltre il tempo. Signor Vicepresidente, Signor Vicepresidente, la prego, grazie. Signor Vicepresidente, non ha mai avuto un applauso così intenso. Prego. Signor Presidente della Corte d'Appello di Venezia, signor Procuratore Generale della Corte d'Appello di Venezia, signor Presidente della Regione, signor Sottosegretario al Ministero della Giustizia, signori magistrati, signori avvocati, autorità civili, religiose e militari. È ovviamente per me un motivo di grande emozione di essere qui oggi nella veste di Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura
dopo aver indossato la toga per moltissimi anni in veste di avvocato proprio in questo distretto. Forse non tutti sanno che il mio primo processo da avvocato l'ho celebrato davanti al signor Presidente della Corte d'Appello, il dottor Citterio, quale pretore di Padova. L'imputato fu condannato, ma certamente perché aveva un avvocato assai modesto. E quindi questo piccolo ricordo personale che mi è consentito certamente rende la cifra dell'emozione con cui vi parlo in questo momento. Come ho avuto modo di dire all'inaugurazione dell'anno giudiziario in Cassazione davanti al signor Presidente della Repubblica, il Consiglio Superiore, sotto la guida autorevole del Presidente, ha inteso perseguire la via dell'efficienza e della trasparenza intrapresa lo scorso anno. Si è continuato a percorrere la strada già tracciata di una più intensa programmazione dei lavori delle commissioni per garantire agli uffici giudiziari tempi sensibilmente più contenuti, specie nella nomina di direttivi capaci, orientati alla cultura dell'organizzazione e dotati di adeguato bagaglio professionale. Il metodo adottato ha consentito l'evasione di un imponente arretrato di pratiche che riguardano aspetti fondamentali della vita giudiziaria, tabelle organizzative che vengono ormai approvate in tempo reale, conferme degli incarichi direttivi e semidirettive, immissioni nelle funzioni di giovani magistrati e tramutamenti, valutazioni periodiche di professionalità dei magistrati. Le nomine dei direttivi e dei semidirettivi, a cui ha fatto riferimento anche il signor Presidente della Corte d'Appello, sono passati, lo devo dire orgogliosamente, perché il merito è di tutto il Consiglio Superiore, dei magistrati segretari, dei magistrati dell'ufficio studi, del personale tutto. Dicevo, i tempi per le nomine dei direttivi sono passati da circa 20 mesi a circa 6 mesi in meno di 2 anni. Abbiamo ereditato un arretrato del più 63% dall'inizio della consigliatura 2018. Credo che l'efficienza e la trasparenza del Consiglio nell'espletamento dei suoi compiti vada intesa come un suo indefettibile e imprescindibile dovere nei confronti di tutti i magistrati, dai quali lo stesso governo autonomo pretende altrettanto rigore e tempestività. In questo modo si è inteso accompagnare il cammino di tutti i magistrati ai quali appunto si richiede questo grande sforzo in termini di produttività per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, che consentirebbe di poter contare su risorse per il sistema giustizia fondamentali per il suo ammodernamento. Altrettanto importante è stata l'attività del Consiglio Superiore tradotta nei pareri resi al Ministro della Giustizia sulle iniziative legislative, sempre improntati alla collaborazione tra istituzioni e finalizzati a fornire un contributo di meditata riflessione giuridica nella consapevolezza che l'autorevolezza del Consiglio Superiore della Magistratura passa attraverso il rispetto delle prerogative istituzionali di ciascuno e quindi anche attraverso gli autolimiti che l'organo saprà continuare ad adottare nel rispetto della Costituzione. Questa esigenza di armonia tra le istituzioni deve essere riaffermata, specialmente in questo transito storico caratterizzato da forti tensioni. La magistratura attraversa una fase di mutamento epocale che la vede al centro di numerose tensioni istituzionali, molte delle quali dovute a fattori esterni alla magistratura stessa e non certo interni alla medesima. Uno di questi, ad esempio, è il dramma, l'ha ricordato il Presidente Citterio, dell'emergenza carceri, che incide profondamente sul servizio giustizia e su come esso è recepito dai cittadini. Su questo fronte non è sufficiente il solo impegno della magistratura e dell'avvocatura nel convergente obiettivo di garantire risposte equilibrate che tengano conto delle esigenze sia di tutela della collettività sia di umanizzazione della pena nella finalità costituzionale che deve essere alla medesima riconosciuta. Il numero di suicidi, non solo tra l'altro di detenuti ma anche di appartenenti alle forze di polizia penitenziaria, rende ineludibile una riflessione della politica in attesa dei tempi inevitabilmente lunghi dell'adeguamento dell'edilizia penitenziaria. Una riflessione che dovrebbe favorire l'adozione di provvedimenti urgenti che coinvolga in particolare i detenuti per i reati meno gravi, cioè coloro che il carcere potrebbe cronicizzare come criminali recidivi. È in gioco una questione di dignità della persona e, come ci ha insegnato Gaetano Silvestri, la dignità non si acquista per merito e non si perde per demerito.
Non si tratta di rendere ineffettivo il principio di certezza della pena, ma di non ridurre la reazione dell'ordinamento a una sterile vendetta che, senza risarcire le vittime e la società, tradisce il senso che alla pena attribuisce la Costituzione come strumento di rieducazione e di recupero sociale del reo. Un altro fattore che a mio giudizio espone la magistratura a un rischio di sovraesposizione rispetto al suo ruolo e alle sue responsabilità è rappresentato dalla trasformazione dell'istituto della disapplicazione delle norme nazionali in contrasto con il diritto dell'Unione Europea. Dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e della Carta di Nizza, la disapplicazione ha finito per trasformarsi in un larvato giudizio di illegittimità costituzionale della norma da parte del giudice comune, anziché da parte della Corte Costituzionale, che nel nostro ordinamento è l'organo deputato a dichiarare l'illegittimità delle leggi. Ciò è stato riconosciuto dalla stessa Corte Costituzionale in numerose pronunce, a partire dalla sentenza numero 269 del 2017, per arrivare alle recenti sentenze 15 e 181 del 2024, tanto da ammettere in tali casi che il giudice comune possa sollevare questioni di legittimità costituzionale. Tuttavia il fatto che il giudice comune possa alternativamente disapplicare o sollevare questioni di legittimità costituzionale senza una inequivoca predeterminazione dei presupposti in cui ricorrere all'una o all'altra, finisce per sovrapporre ulteriormente il giudice, rimettendogli scelte discrezionali che possono essere percepite come politiche, in quanto sostanzialmente disancorate da parametri certi e sicuri, così da mettere in crisi lo stesso principio di separazione dei poteri. Questo non può non costituire un fattore di preoccupazione di fronte al quale auspicare che nel dialogo tra attori politici, nazionali ed europei, e tra Corte Costituzionale e Corte di Giustizia dell'Unione Europea si possa pervenire ad equilibri che evitino una simile sovrapposizione della magistratura comune. In ordine poi alle riforme costituzionali in atto, il Consiglio Superiore della Magistratura ha già espresso a maggioranza il suo parere. Si tratta di interventi riformatori di ampia portata sui quali non è solo inevitabile, ma forse anche opportuno che siano accompagnati da un dibattito pubblico, scientifico e istituzionale. La dialettica non può che essere utile anche al fine di consentire ai destinatari ultimi del servizio giustizia, i cittadini, l'acquisizione di una più precisa consapevolezza delle diverse esigenze in discussione, tra le quali l'imprescindibile garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Più in generale, ciò che dovrebbe essere posto a tema, a mio giudizio, ogni volta che si intervenga con un progetto riformatore, è il funzionamento del sistema giustizia, nel senso che la prospettiva e la ragione giustificativa di ogni innovazione non può che essere il miglioramento del servizio offerto nel costante suo adeguamento al mutare del contesto. La stessa prospettiva, quella cioè delle persone a cui si rivolge il servizio giustizia, dovrebbe essere adottata nel dibattito pubblico che precede o segue tali innovazioni. È una responsabilità pertanto di ciascuno di noi, degli attori istituzionali coinvolti, del governo, della magistratura, certamente anche dell'avvocatura, quella di portare il dialogo nella traiettoria del servizio giustizia ai cittadini. Occorre quindi un cambio di paradigma con una migliore visione di fondo, la valutazione degli interventi riformatori e la loro conformazione in sede di normazione secondaria nell'ottica di un'efficiente e adeguata tutela dei diritti fondamentali nell'esercizio della giurisdizione. È una questione di metodo che necessita sia una postura di ascolto verso le ragioni di tutti gli attori coinvolti, sia una visione complessiva di quale debba essere il ruolo del pubblico ministero in un processo che è stato fortemente innovato rispetto a quello vigente ai tempi dell'approvazione della Carta Costituzionale. Se non si vuole dunque che il dibattito sull'ordinamento e sulla cosiddetta separazione delle carriere si riduca a uno sterile antagonismo, quasi di bandiera, e se davvero si vuole mettere al centro la questione del servizio reso ai cittadini da un lato e la tutela dei diritti individuali dall'altro, occorre una riflessione più a monte su cosa debba essere il pubblico ministero nel processo moderno e su cosa sia lecito attendersi da lui nell'attuale contesto. Peraltro, molte altre pregiudiziali di sistema andrebbero affrontate e risolte. Ancor prima di tutto,
comprendere se la giurisdizione possa sopportare e risolvere qualunque conflitto sociale. Alla giustizia attribuiamo, credo, un potere più grande di quello che in effetti può avere. La giustizia non fa miracoli, la giustizia non cancella il torto, la giustizia può riequilibrare ma non risanare. Il risanamento è oltre e altro rispetto all'ordine della giustizia. Il risanamento sta nelle capacità di una comunità di ricostruire legami sociali, poggiandoli su un complesso di valori umani, verrebbe da dire etici, condivisi. Tutto ciò è estraneo alla giustizia perché la giustizia ripara da un torto, come dicevo, ma non risana. Ebbene, se si pretende che ogni conflitto sociale sia risolto dalla giurisdizione, se non costruiamo comunità dove siano presenti centri di mediazione sociale, se si continua sulla strada di un diritto penale pervasivo in cui il diritto penale sembra doversi occupare di tutti gli aspetti della vita di un cittadino e di un'impresa e rappresentare tra l'altro l'unico strumento di sanzione, io credo che ogni riforma rischi di naufragare negli obiettivi che persegue. Nella prospettiva del servizio di giustizia al cittadino diventa poi assai rilevante analizzare in quale modo le riforme ordinamentali incidano effettivamente sui tempi della giustizia, sia in termini di pronta risposta alla domanda di giustizia, intesa come paretiano tra rapidità e qualità nella risposta, sia in termini di conseguimento degli obiettivi del PNRR e delle risorse a questi collegati, risorse tanto più necessarie per il miglioramento del servizio. Sempre nella medesima prospettiva, ritengo potrebbero e dovrebbero essere valorizzati i necessari interventi sulla geografia giudiziaria, che deve essere attenta più ai bisogni dei cittadini che agli interessi degli attori istituzionali coinvolti, e sul reclutamento dei magistrati, che deve essere condotto in modo da garantire a tutti quell'autorevolezza derivante dalla competenza giuridica che è il primo requisito, vorrei dire il prerequisito della indipendenza del giudice e della fiducia fondante quella responsabilità della magistratura che non deve certo essere confusa con il consenso popolare di natura politica. La competenza è il prerequisito, dicevo, dell'autonomia e indipendenza di giudizio del giudice. La competenza è il fondamento dell'autorevolezza del giudice. Su tutto questo occorre che politica e magistratura dialoghino, offrendo ciascuna il contributo che è loro proprio, un contributo di rappresentanza per la politica, un contributo di competenza per la magistratura, un contributo di esperienza da parte dell'avvocatura che deve restituire la realtà di ciò che in concreto avviene nei processi e della necessità di una più adeguata tutela dei diritti fondamentali. Un contributo al quale anche il Consiglio Superiore della Magistratura non può e non deve sottrarsi, grazie al ruolo che pur nell'ampio dibattito dogmatico sulla posizione nell'architettura costituzionale in questi anni si è guadagnato quale depositario istituzionale delle prerogative costituzionali di tutela dei valori di autonomia e indipendenza della magistratura funzionali al perseguimento dello Stato di diritto. Un'ultima brevissima considerazione. Luciano Violante ha affermato che nelle democrazie contemporanee ordinamento giuridico e ordinamento politico sono confinanti. Pertanto ad ogni arretramento dell'uno corrisponde un avanzamento dell'altro. È espressione della sovranità della politica la definizione del confine tra i due ordinamenti. Il Parlamento ha il potere di indicare i confini del giuridico attraverso la definizione delle regole per il funzionamento del Paese. Le regole spettano alla politica, alla magistratura, invece con insindacabile indipendenza il compito di interpretarle secondo il significato linguistico emergente dal testo, siano esse norme interne o sovranazionali, e dunque di applicarle. Ciascuno per la propria parte, nel rispetto dei limiti e delle peculiari prerogative, contribuisca dunque ad un'affermazione di un sistema penale della Costituzione che prevede, ancor prima della separazione delle carriere e del ruolo del pubblico ministero, il rispetto della persona coinvolta nel processo,
l'attenzione per i principi di ragionevolezza, la garanzia della prevedibilità delle conseguenze giuridiche, il contrasto dell'ordinamento dall'eccesso di sanzioni. In altri termini, una giustizia penale del cittadino. È quello che in fin dei conti ci chiede la Costituzione. Grazie. Grazie. Sottosegretario Stellari, a lei la parola. La ringrazio per la sua presenza. Attendiamo Prego, grazie. Grazie Presidente, gentile Procuratore Generale, Presidente Luca Zaia, Vicepresidente del CSM, autorità tutte, civili, militari e religiose, signore e signori. Presidente, ho atteso anche alla fine dell'uscita anche per dare ampio rispetto anche a questa forma di manifestazione del pensiero. Oggi peraltro partecipiamo a una funzione solenne che prevede un suo cerimoniale e oggi questo cerimoniale è comunque stato modificato attraverso anche questa manifestazione e mi permetto quindi di inserirmi subito nella considerazione, se volete anche un po' fuori copione, ma comunque insomma del tema che anche lei ha citato. La riforma della giustizia che il Governo e il Parlamento stanno realizzando con un'amplissima maggioranza è frutto di una volontà politica e questa volontà politica è sostenuta da una altrettanto ampia volontà popolare. Prendo atto di questa manifestazione a cui abbiamo assistito, che non scalfisce la mia stima nei confronti della magistratura in generale e nemmeno dei magistrati di questo distretto. E tuttavia mi pongo un tema, un quesito. Non comprendo se essa nasca da una avversione verso la cosiddetta separazione delle carriere, che non pregiudica l'indipendenza di nessuno, oppure se nasca verso il sorteggio dei membri del CSM futuro, che sicuramente costituisce una grandissima novità, così come l'Alta Corte. E questo è un punto fondamentale, perché ritengo e riteniamo che la magistratura sia un ordine autonomo e che vada difeso sempre, mentre non va difesa, a nostro avviso, la degenerazione del sistema delle correnti, che come disse il Presidente Mattarella già nel 2020, occorre superare con coraggio. A 5 anni dall'intervento del Capo dello Stato, ora finalmente la politica ha trovato quel coraggio e iniziato un suo percorso attraverso una sua ricetta. L'intervento che introduce il sorteggio dei membri del CSM non nasce da una volontà
punitiva o censoria, ma raccoglie un auspicio condiviso e mira esclusivamente a garantire l'autonomia della magistratura, anche e soprattutto da quelle distorsioni che abbiamo potuto conoscere nel corso degli ultimi tempi a seguito di determinati episodi che ovviamente ricordiamo tutti. E ciò a beneficio di tutti i cittadini, compresi i tantissimi magistrati che lavorano in silenzio. Rispetto quindi il dissenso e riconosco che in democrazia è prezioso. Lei, Presidente, lo sa, anche per i vari convegni che abbiamo fatto assieme, come la penso e come la penso in questo e su questo punto, cioè sulla necessità sempre di trovare la forma di coraggioso dibattito. Ora ciò che conta è andare avanti nel rispetto della Costituzione, che anche nell'articolo 138 ovviamente attribuisce la possibilità al popolo italiano di essere chiamato ad esprimersi. Proseguo quindi ora come da copione. E l'intervento odierno è dedicato ovviamente alle principali iniziative nelle materie dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. In tale ambito, anche nel 2025, l'aspetto centrale dell'azione del Governo sarà l'attuazione del PNRR, che come noto traguarderà il suo completamento a metà del 2026. La Commissione europea ha recentemente riconosciuto che l'Italia è al primo posto in Europa per finanziamenti ricevuti, a conferma questo dell'attuazione del piano, dell'impegno nell'attuazione del piano, che procede nei tempi previsti e nel rispetto degli obiettivi concordati. Come negli anni scorsi, anche nel 2024 sono stati infatti raggiunti le milestone e i target previsti. Sul piano nazionale, per quanto riguarda gli obiettivi di riduzione dell'arretrato, presso le Corti d'Appello a fine ottobre era già stata registrata una riduzione del 99,1%, mentre presso i tribunali ordinari l'ultima registrazione vede una riduzione del 92,4% rispetto ovviamente ai target. Per quanto concerne il rilevante investimento in capitale umano, l'obiettivo relativo all'assunzione di personale presso gli uffici giudiziari, i cosiddetti quindi AUPP, e personale tecnico e al mantenimento in servizio di almeno 10.000 unità è stato conseguito. Infatti ricordiamo che al 30 giugno 2024 risultavano in servizio 11.999 unità di personale PNRR. Nel corso del 2024 è stato implementato il sistema degli incentivi per gli uffici giudiziari, prorogando i contratti in essere del personale PNRR in servizio e prevedendo un incentivo di 80 milioni di euro connesso alla riduzione delle pendenze civili per tutto il personale amministrativo in servizio presso Corte di Cassazione, Corti d'Appello e Tribunali. Per il distretto di Venezia, l'iniziale previsione di un contingente di addetti UPP di 388 unità è stata successivamente elevata a 453. Nel mese di aprile è stato pubblicato un secondo bando per il reclutamento a tempo indeterminato di 3.946 unità non dirigenziali nell'area funzionale terza. Il numero complessivo dei vincitori è stato pari a 3.840, un ottimo numero. Nel mese di dicembre 2024 è stato disposto il secondo scorrimento della medesima graduatoria nei distretti di Corte d'Appello ancora capienti e al 31 dicembre 2024 risultavano in servizio 8.454 OPP e 3.022 unità di personale nei profili tecnici. Nel distretto di Venezia, rispetto a una pianta organica di 1.918 unità, sono coperti 1.189 posti, con una percentuale di scopertura del 38%, quindi le percentuali corrispondono alle sue, che tuttavia però, Presidente, scende questa percentuale al 14,65% se si tiene conto anche delle posizioni di distacco, di comando e del personale assunto a tempo determinato.
Fatto importante che riguarda il Veneto. Il Ministero della Giustizia, come ha ricordato anche il Presidente, e la Regione del Veneto, assieme a Corte d'Appello e Procura Generale, hanno rinnovato il 29 aprile del 2024 il protocollo d'intesa per l'assegnazione temporanea del personale della Regione e di altri enti pubblici del Veneto presso gli uffici giudiziari del distretto di questa Corte. L'accordo rinnovato per un ulteriore periodo, quindi di 24 mesi, conferma la volontà anche del Ministero di proseguire il programma di efficientamento degli uffici giudiziari. Tuttavia, ancora più importante e rilevante ricordare è la convenzione, quella sottoscritta tra Ministro Nordio e Presidente Zaia, grazie alla quale sono state assunte dal Ministero 79 unità di area seconda e 57 di assistenti, usufruendo di che cosa? Dello scorrimento delle graduatorie regionali che si sono state fornite grazie a questa collaborazione diretta con la Regione del Veneto. È questo un progetto che ha funzionato ed è un progetto del quale noi per primi in Veneto dobbiamo essere orgogliosi. Ed è nostra intenzione proseguire con questa intesa e con la conferma della Convenzione stessa, e nei prossimi mesi dovremo poter attingere anche alle graduatorie ulteriori, attuando una speciale forma di autonomia che mira all'efficienza. E di questo ringrazio la Regione del Veneto, in particolare il Presidente Luca Zaia. Inoltre sottolineo che il Ministero è in attesa di un provvedimento di autorizzazione da Funzione Pubblica per bandire un concorso dai 3 ai 4.000 come unità tra assistenti e cancellieri. La nostra intenzione è quella però di bandirlo con bando distrettuale, e questo è il futuro. Cito le parole del nostro Presidente Zaia: le riforme o le fai per scelta o per necessità. L'anno scorso, Presidente, parlai in questa stessa sede della necessità di guardare il bicchiere mezzo pieno e della consapevolezza però che quel bicchiere mezzo pieno dovesse essere riempito. Io credo che anche grazie a questa iniziativa prettamente veneta oggi si possa dire che quel bicchiere è un po' più pieno rispetto a prima. Fermi questi risultati, restano naturalmente gli obiettivi ancora da raggiungere, tanti, per i quali occorre procedere con la medesima determinazione e immutato impegno, attuando tutte le iniziative necessarie per garantire il conseguimento degli obiettivi PNRR, ma non solo. Per quanto riguarda gli obiettivi di riduzione dei tempi di trattazione dei procedimenti civili e penali, i dati disponibili indicano nel primo semestre 2024 una riduzione del disposition time del 22,9 nel settore civile e 32 in quello penale. Per i procedimenti civili pendenti al 31 dicembre 2022, da ridurre del 90, gli ultimi dati disponibili relativi a ottobre dello scorso anno segnalano una riduzione del meno 70,3% per i tribunali ordinari e una riduzione del meno 66,8% per le corti d'appello. A conferma quindi questo di un trend positivo finora registrato, ma da attenzionare costantemente nell'ambito del monitoraggio che accompagna l'attuazione delle misure e la loro rendicontazione in sede europea. Per quanto riguarda l'obiettivo di riqualificazione del patrimonio immobiliare dell'amministrazione giudiziaria da conseguire entro marzo 2026, tutte le gare relative alla realizzazione di 61 interventi sono state aggiudicate. Al 31 dicembre 2024 risultano iniziati i lavori per 58 interventi per una superficie complessiva di oltre 300.000 metri quadrati. In questo distretto di Corte d'Appello si segnalano in particolare alcuni tra i tanti interventi in corso e previsti. Fra questi ovviamente ne cito alcuni. Belluno, sono stati autorizzati lavori di rifacimento degli impianti antincendio. A Padova è avviato un piano di manutenzione per il ripristino degli impianti antincendio.
interventi di ammodernamento degli impianti di riscaldamento, raffrescamento, autorizzato il potenziamento degli impianti elettrici, avviato una procedura di affidamento dei lavori di riparazione degli impianti termoidraulico. A Treviso è stato affidato l'incarico di verifica dello stato di manutenzione dell'impianto antincendio, redatta una determina per affidare procedure per la sostituzione di corpi illuminanti. A Venezia, tra i tanti e grandi interventi, è previsto un intervento di manutenzione del Palazzo Grimani San Luca per un importo importante. È avviato l'intervento di messa in sicurezza del tetto del Tribunale Penale e Procura della Repubblica degli edifici 5 e 8 della Cittadella. È previsto il rifacimento delle coperture dei controsoffitti della famosa aula bunker sita in Mestre. A luglio 24 sono stati autorizzati i lavori di sistemazione e razionalizzazione dei cavi di alimentazione elettrica, telefonia, dati servizio, postazioni di lavoro presenti presso gli immobili Corte d'Appello di Venezia e Giustizia minorile. Interventi di straordinaria manutenzione non compresi nel PNRR, quindi a nostro carico e grazie anche alla collaborazione con il MIT, sono previsti per l'efficientamento dell'immobile sede del Tribunale per i minorenni di Venezia, dove sarà peraltro realizzato anche il futuro CPA. Così anche per Verona, autorizzati lavori urgenti per gli adeguamenti e in tema di ovviamente interventi manutentivi, il totale finanziato all'interno del PNRR per questo distretto è di 4.115.000 euro. In tema di innovazione, il Ministero ha già completato la digitalizzazione di 5.700.000 fascicoli rispetto all'obiettivo di 7.700.000 e sta procedendo alla creazione del data lake correlato di 6 sistemi di conoscenza. Entrambi gli interventi saranno realizzati entro giugno 2026. E per quanto riguarda l'attuazione del Piano Nazionale Complementare, sono state aggiudicate le procedure di esecuzione lavori per 11 interventi su 12 relativi alla realizzazione di padiglioni detentivi presso strutture penitenziarie per adulti e per minori. Proprio ieri a Padova abbiamo inaugurato 25 celle per un totale di 50 posti presso la casa di reclusione e 7 posti in infermeria, una nuova infermeria nata anche questa con la collaborazione della Regione del Veneto. In questo contesto, queste sono risposte attraverso la realizzazione di veri e propri fatti che vengono registrati. È in via di conclusione, inoltre, l'opera di realizzazione del nuovo istituto per minori di Rovigo, che potrà ospitare almeno 27 utenti, con spazi nuovi, adeguati alla sicurezza da un lato e alla dignità da rispettare dall'altro, per chi dentro ci lavora e anche per chi dentro ovviamente vi è detenuto. Lo sforzo per l'attuazione delle riforme degli investimenti PNRR tuttavia non si esaurirà nel 2026. Nell'ambito del piano strutturale di bilancio di medio termine, il Governo infatti ha identificato altri specifici obiettivi da realizzare entro il 2029. Tra questi obiettivi si prevede in particolare la semplificazione di procedure nell'ambito del processo civile, incoraggiare forme alternative di risoluzione delle controversie, ridurre la durata delle procedure fallimentari, promuovere l'uso di strumenti stragiudiziali, ridurre ulteriormente l'arretrato civile e la durata dei processi civili, garantire risorse umane adeguate nel sistema giudiziario. E qui abbiamo, come sapete, l'intenzione di mantenere in servizio almeno i 6.000 unità di personale, stabilizzandole, queste corrispondono quindi all'attuale metà rispetto a quanto già previsto nel piano PNRR. Le iniziative per la transizione digitale e per i processi di informazione sono il passaggio strategico fondamentale nel percorso di rinnovamento del sistema giudiziario. Tale impegno ha tratto vigore e risorse anche dall'inserimento tra gli obiettivi del PNRR 4 anni fa della riforma del processo penale
con la necessaria realizzazione della sua digitalizzazione, che rappresenta un obiettivo da conseguire entro dicembre di quest'anno. Tale scadenza ha imposto una tempistica obiettivamente ristretta all'introduzione del processo penale telematico, soprattutto se paragonata ai ben più lunghi tempi di introduzione del processo civile telematico, e la cui evoluzione è stata più graduale e accompagnata da maggiori sperimentazioni nell'arco di circa 12 anni, a fronte dei 2 del processo penale. Il forte impatto applicativo innegabile delle nuove norme appena entrate in vigore ha generato problematiche rilevate da numerosi uffici giudiziari, che il Ministero sta cercando di superare. Una prima fase di realizzazione del processo penale telematico è stata caratterizzata soprattutto da profili di progettazione tecnico-informatica della nuova infrastruttura digitale del servizio di processo penale. Questa fase ha richiesto e richiederà un notevole sforzo, soprattutto finanziario, che ha finalmente ricevuto un fondamentale sostegno integrativo con il reperimento in ambito PNRR di risorse pari a 36 milioni di euro, giunte però solo ad ottobre dello scorso anno. Parimenti era già stata prevista una riorganizzazione del Dipartimento, con una diversa articolazione delle strutture e un nuovo innesto di risorse umane che rafforzerà la presenza di magistrati nei ruoli di direzione strategica, e questo proprio per completare e dare maggior supporto alla progettazione tecnico-informatica, credo sia fondamentale. Si prevede inoltre di rinnovare e potenziare la campagna informativa nei confronti dei responsabili organizzativi degli uffici in merito al compimento dei necessari adempimenti, e allo stesso modo si prevede di agire insieme alla scuola della magistratura per una ampia e approfondita azione di formazione dei magistrati. La centralità del lavoro delle persone si rispecchia anche nelle politiche di potenziamento degli organici, anzitutto della magistratura. E l'anno scorso si sono svolte in contemporanea le procedure relative a diverse fasi di ben 4 concorsi, circostanza sino ad ora assolutamente mai verificatasi, e che consentiranno, grazie all'ampliamento anche della pianta organica, l'ingresso in tempi rapidi di circa 2.000 nuovi magistrati, di cui anche il Veneto ovviamente beneficerà. L'investimento in capitale umano è essenziale in questo frangente di rinnovamento, e la magistratura onoraria ne fa parte. È stata destinataria di misure connesse al peculiare status di tale tipologia di lavori, ed è prossimo il completamento dell'iter del disegno di legge di disciplina della magistratura onoraria e del cosiddetto contingente ad esaurimento. Altre misure di reclutamento molto importanti, di ampiezza e profondità, che non hanno termini di paragone recenti, hanno riguardato tutto il personale dell'amministrazione penitenziaria, dalla polizia penitenziaria ai famosi educatori, psicologi, amministratori. Questi costituiscono una grande famiglia e una grande potenzialità per tutta l'amministrazione penitenziaria, anche e soprattutto in favore della popolazione detenuta. Esse avranno sicuramente un impatto positivo sull'emergenza carceraria, anche minorile, peraltro in grande sofferenza, visti i numeri purtroppo in grande crescita dei detenuti in questo ambito, soprattutto nell'ultimo semestre. Già in quest'anno, in cui ricorre il 50° anniversario dell'entrata in vigore della fondamentale legge sull'ordinamento penitenziario. Il tema centrale dell'attività in campo penitenziario è stato e sarà ancora la sicurezza nelle carceri, ma tanto nell'interesse degli operatori quanto nei detenuti. La centralità della persona, la speranza di un futuro migliore possa e deve essere e deve passare attraverso la rieducazione, un percorso necessario e stabilito dalla nostra Costituzione, che può, anzi deve essere fondata su formazione e sul lavoro, con la cura necessaria e l'attenzione che le persone meritano per la loro inviolabile dignità. Il piano per la prevenzione del drammatico problema dei suicidi, che coinvolge operatori delle discipline più vaste, non ultimo l'intervento dei cappellani delle carceri, che ringrazio,
ha già definito le linee di azione su più livelli in cui sono rappresentate costantemente le istituzioni penitenziarie e sanitarie. Nella stessa logica è proseguito il percorso di attuazione della riforma penale nella parte relativa ai servizi per la giustizia riparativa. Si condurrà a breve alla redazione di un elenco di centri ufficiali da parte della competente conferenza locale per la giustizia riparativa e quindi anche da parte del distretto per il Veneto. Su un piano amministrativo è stata messa in campo un'ambiziosa iniziativa per smaltire nell'arco di 2 anni l'arretrato degli indennizzi dalla cosiddetta legge Pinto. Ammontano a quasi 400 milioni di euro relativi a circa 80.000 decreti di pagamento emessi dalle corti d'appello. Questi sono provvedimenti per l'equa riparazione del danno causato dalla irragionevole durata del processo. Confidiamo pertanto, Presidente, e voi tutti, nel positivo impatto delle misure dispiegate e ispirati da queste linee di azione, incominciamo con rinnovato impegno l'anno giudiziario che si apre. La ringrazio. Grazie a lei. Signor Procuratore Generale. Grazie Presidente. A nome della Procura Generale della Repubblica di Venezia porgo un cordiale saluto al signor Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura ed al signor Sottosegretario di Stato alla Giustizia, al signor Presidente della Corte d'Appello, a Sua Eminenza il Patriarca, ai magistrati, ai rappresentanti delle forze di polizia, delle forze armate, ai signori avvocati e al loro Consiglio dell'Ordine ed alle loro rappresentanze associative, a tutte le autorità presenti, alle signori e ai signori ospiti. Lo scopo di questo mio intervento è di ragionare sull'attività di quest'ultimo anno della magistratura requirente di questo distretto, esperienza descritta dalle relazioni dei magistrati di questo ufficio e dei procuratori della Repubblica, cui va il mio ringraziamento. Il Veneto si caratterizza per un'economia diversificata e dinamica, fortemente orientata all'export, i cui principali indicatori possono sintetizzarsi in 467 imprese con volumi d'affari superiori ai 100 milioni di euro annui. Per avere un raffronto, in Sicilia le società con tale volume d'affari sono 36 e disseminati in 4 distretti di corte d'appello. Il PIL del Veneto ha fatto registrare un incremento nel 2022 e nel 2023, con una stima di crescita per il 2024 e 2025 superiore alla media italiana. Il valore del PIL del 2023 è stato pari a 182 miliardi di euro, pari a quasi il 10% del dato nazionale. Il tessuto economico particolarmente ricco e attrattivo per le organizzazioni criminali. Sono felice che oggi siano presenti i più alti esponenti del Consiglio Superiore e del Ministero della Giustizia, perché hanno evidentemente compreso quello che sta avvenendo nel distretto Veneto. La verifica dei dati statistici consente di registrare una lieve crescita del fenomeno criminoso nel nostro distretto, ma come già rappresentato nella relazione dello scorso anno, con riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione e di criminalità organizzata, la statistica vede una flessione. Tale dato, tuttavia, può ritenersi sintomatico non certo di una diminuzione effettiva del fenomeno criminoso, ma della cronica difficoltà di emersione e di accertamento probatorio di tale tipologia di crimini, che è direttamente proporzionale alla carenza degli organici degli uffici requirenti di primo grado e alla sempre maggiore farraginosità della normativa processuale, con peculiare riferimento alla materia delle intercettazioni. Per quanto riguarda i reati contro la pubblica amministrazione, la Procura di Venezia segnala un procedimento nei confronti di 32 soggetti, per 19 dei quali sono state emesse ordinanze cautelari. Di questi 4 sono amministratori comunali e di società municipalizzate,
per reati di corruzione, turbativa d'asta, autoriciclaggio ed emissione di false fatture. Oltre a segnalare la diffusività del fenomeno corruttivo ed il coinvolgimento del vertice politico-amministrativo comunale, la Procura evidenzia lo scarso impegno nel contrasto e nell'opera di contenimento di tali fenomeni da parte degli apparati amministrativi interessati. Recentemente è stato chiesto il rito immediato per alcuni dei predetti che hanno chiesto tutti di patteggiare. Preoccupante è l'aumento dei reati in materia di libertà sessuale e di stalking, per i quali si registra un'impennata del 43%. Allarmanti sono i dati trasmessi dalla Procura dei minorenni in tema di reati di codice rosso. Sono aumentati di circa un terzo i reati di cui l'articolo 609 bis codice penale e i reati di stalking, e si sono verificati, sempre tra i giovani, 4 casi di violenza sessuale di gruppo. Tuttavia, dalle relazioni trasmesse a questo ufficio da alcune procure del distretto emerge una situazione allarmante circa il radicamento di più organizzazioni criminali, alcune anche di tipo mafioso. La lettura sinottica delle citate relazioni consente di trarre alcune considerazioni sulla diffusività delle organizzazioni che operano non solo nello stretto ambito dei confini regionali, ma interessano una porzione del territorio nazionale ben più vasta, nonché collegamenti internazionali che ne delineano l'efficienza e la particolare pericolosità. Costante è la presenza del fenomeno della criminalità organizzata di cui è l'articolo 416 bis codice penale. Le indagini svolte e le sentenze emesse restituiscono la mappa territoriale che vede prevalentemente l'aggressione alle province di Padova, Venezia, Verona e Vicenza. La spartizione territoriale vede dominante la criminalità calabrese e 'ndranghetista ed in particolare la Cosca Grande Aracri nelle province di Padova e Vicenza, le cosche Nicoscia, Arena e Gerace Albanese rispettivamente nella città di Verona e nel territorio della Bassa Veronese. Nel periodo in esame, a seguito del rigetto dei ricorsi da parte della Corte di Cassazione, sono divenute definitive le sentenze pronunciate dalla Corte d'Appello di Venezia in merito a detti fenomeni criminosi nei territori di Padova, Vicenza e Verona città, mentre è in corso di celebrazione in Cassazione il procedimento relativo al territorio della cosiddetta Bassa Veronese. Il 22 novembre scorso, nel processo Taurus, la Corte d'Appello di Venezia ha confermato la sussistenza della fattispecie di cui è l'articolo 416 bis. La diffusione capillare sul territorio regionale è stata ricostruita dai collaboratori di giustizia, sentiti nei diversi procedimenti, i quali hanno riferito che nei territori del nord la ripartizione tra le diverse cosche è più elastica rispetto ai territori calabresi, ma quando si ravvisino delle criticità e quindi dei potenziali dissidi, le questioni devono essere risolte portandole giù in Calabria, circostanza effettivamente documentata in tutti i procedimenti ad oggi celebrati. Suscita certamente allarme anche il secondo profilo evidenziato dai collaboratori, e precisamente l'ordine proveniente dai capi calabresi di mantenere nella nostra regione un profilo basso, per evitare l'attenzione da parte delle forze dell'ordine. È evidente quindi che ci troviamo di fronte ad una criminalità diffusa territorialmente, radicata ormai da lungo tempo, ma che opera con modalità sotterranee di difficile accertamento investigativo. Come è noto, la Mala del Brenta per oltre un ventennio si era radicata nell'area territoriale tra il Piovese e il Sandonatese. A seguito degli arresti conseguenti alla collaborazione di Felice Maniero nell'anno 1995, nel territorio tra Eraclea e San Donà di Piave, venuta meno la Mala del Brenta, in ragione degli arresti e delle condanne conseguenti alla collaborazione del predetto, si è assistito al radicamento in quest'area dell'organizzazione criminale dei casalesi. Nel periodo in esame, al termine di un lunghissimo dibattimento, il Tribunale di Venezia ha riconosciuto, in relazione ai reati contestati, l'aggravante del metodo mafioso, derubricando la fattispecie di cui l'articolo 416 bis in 416 ordinario. A seguito dell'appello proposto dalla Procura di Venezia sulla qualificazione giuridica dell'associazione, è in corso di celebrazione il procedimento avanti alla locale Corte d'Appello che è previsto terminerà
entro maggio. La Mala del Brenta è stata un'organizzazione criminale unica e peculiare, essendo stata l'unica associazione nella storia criminale e giudiziaria italiana, al di là delle mafie storiche siciliane, calabresi e campane e delle più recenti mafie straniere, alla quale è stata riconosciuta la mafiosità di cui l'articolo 416 bis Codice Penale, con sentenze passate in giudicato. Come già detto, venuta meno la Mala del Brenta, nel territorio del San Donatese si sono radicati i casalesi, mentre per oltre un ventennio nessuna sentenza e quindi nessuna indagine ha documentato l'insediamento nel territorio di Venezia centro storico e nello specifico nel settore economico del trasporto turistico lagunare di organizzazioni criminali mafiose provenienti da altri territori. La motivazione è divenuta evidente a seguito delle indagini che hanno attestato che, contestualmente alla graduale scarcerazione del gruppo di fuoco dei Mestrini, il territorio di Venezia centro storico, e in particolare l'area del Tronchetto, è ritornata sotto il loro controllo, segno quindi che nonostante il lungo periodo di detenzione, l'area era rimasta presidiata da fedelissimi non coinvolti nella prima indagine. Va sottolineato l'arco temporale della contestazione nel periodo 2015-2021, nonché la diversificata attività dell'associazione nel traffico di stupefacenti, nelle estorsioni, nelle rapine, nei furti e nel controllo delle attività di trasporto dei turisti nella città di Venezia. Nel periodo in esame, a seguito dell'appello proposto dalla Procura contro la sentenza del GUP di Venezia, che va escluso sia l'aggravante del metodo mafioso sia la sussistenza della fattispecie di cui l'articolo 416 bis, la Corte d'Appello di Venezia ha riformato integralmente la sentenza, accogliendo sia la qualificazione giuridica di cui l'articolo 416 bis, sia riconoscendone l'aggravante. Non va sottaciuto che nella relazione trasmessa a questo ufficio dal procuratore di Verona, forte è l'allarme per l'incremento della presenza della criminalità organizzata di diversa matrice, tanto da indurre la richiesta di istituzione di una sezione della DIA nella città scarigera per la cresciuta infiltrazione mafiosa. Tutto quanto elencato deve far comprendere che la prima linea alla lotta alla criminalità organizzata sarà nei prossimi anni qui in Veneto. La presenza delle massime autorità del Consiglio Superiore e del Ministero della Giustizia significa che è stato compreso come qui possiamo sconfiggere il crimine organizzato, perché il tessuto sociale per la gran parte è sano, esiste una magistratura preparata e laboriosa, determinata a non lasciare nulla di intentato. Sono certo che il Consiglio Superiore, come ha fatto in passato, assicurerà l'invio di magistrati per colmare i numerosi posti vacanti. C'è la speranza che il Ministero della Giustizia provveda a ripianare le voragini esistenti nei ranghi del personale amministrativo. Con riferimento a quest'ultimo va segnalata l'aggravante carenza di risorse umane negli uffici giudiziari requirenti del distretto, che amplificano le criticità derivanti dal sottodimensionamento delle attuali piante organiche, non aggiornate al flusso di affari penali ed amministrativi e dall'ampliamento dell'organico dei magistrati. Con nota del settembre 2020 il Ministero aveva comunicato una carenza media di personale amministrativo su base nazionale del 25%. La carenza complessiva del distretto di Venezia, per quanto riguarda gli uffici requirenti al 2 gennaio scorso, in base ai dati comunicati dalle procure del distretto, è formalmente del 34%, più elevato rispetto a quella dell'anno scorso che era del 29,5%, misurata sul valore medio dei singoli uffici, compreso tra il 46% della procura di Belluno e il 26% della procura di Treviso. La carenza dello stesso personale, tenendo conto delle presenze effettive, ovvero di eventuali provvedimenti di applicazione o di stacco, attivi o passivi, per l'intero distretto è del 36,47%, misurata nel valore medio dei singoli uffici, compresi tra il 50% della Procura di Vicenza e il 30,65% della Procura di Verona. La Procura Generale affronterà il 2025 con una carenza di personale amministrativo del 45,24% e del 36% di sostituti procuratori generali.
Va confermata la positiva esperienza di applicazione della Convenzione tra il Ministro della Giustizia, la Regione Veneto, la Corte d'Appello di Venezia e la Procura Generale di Venezia, rinnovata recentemente, e di questo ringrazio il Presidente Zaia. È una sfida quella contro il crimine organizzato che qui ora, a condizione del ripianamento dei vuoti tra le file dei magistrati e del personale amministrativo, ci può vedere vincitori. Va sempre ricordato che la magistratura è affidata dalla Costituzione alla tutela dei diritti attraverso l'applicazione della legge. Sono compiti volti a garantire l'uguaglianza e la pari dignità delle persone, valori, come è noto, fondamentali in uno Stato democratico. In riferimento a questi valori, l'articolo 104 della Costituzione riconosce all'ordine giudiziario, nella sua unità, l'autonomia e l'indipendenza da ogni altro potere. Si tratta di presidi indiscutibili attraverso i quali la giurisdizione può assicurare, senza condizionamenti, l'imparziale applicazione della legge. L'imparzialità della decisione va tutelata anche attraverso l'irreprensibilità e la riservatezza dei comportamenti individuali, così da evitare il pericolo di apparire condizionabili. Slancio ideale è la motivazione di ognuno di noi magistrati. Insieme al senso della misura e al coraggio ci saranno utili per affrontare la fatica e la responsabilità nel decidere, perseguendo il solo fine dell'affermazione del diritto. Grazie per l'attenzione. Avvocato Bortoluzzi, colgo l'occasione per salutare individualmente tutti i presidenti dei consigli dell'ordine del distretto che sono presenti a comporre col Consiglio di Venezia la rappresentanza dell'Avvocatura. Grazie Presidente, signor Procuratore Generale, signor Sottosegretario, signor Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, magistrate e magistrati, avvocate e avvocati, autorità civili, religiose e militari, signore e signori. Per il terzo anno prendo la parola in questa cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario e per la terza volta, purtroppo, mi trovo costretto ad affrontare questioni e situazioni che sono sempre le medesime e con l'unica differenza che probabilmente sono un po' peggiorate. I limiti di tempo di questa cerimonia e la ripetitività delle argomentazioni che andrò facendo mi invitano a una schematizzazione, a una attività riassuntiva che però spero non faccia venir meno in chi ascolta il senso di gravità di quanto vado dicendo. La prima questione, di cui già avete sentito parlare un po' tutti, non può che essere quella relativa al funzionamento degli uffici giudiziari nel Veneto, che, consentitemi, non può più essere basato sulla laboriosità, sulla dedizione, oltre che ovviamente sulla competenza dei magistrati e del personale amministrativo. Avete sentito i livelli di scopertura, ma c'è un ufficio che più di tutti soffre da anni ed è l'ufficio del giudice di pace in Veneto e in tutta Italia. La scopertura in Piemonte, è notizia dell'ultimo trimestre dell'anno scorso, è del 90%. In Veneto, a Belluno, è dell'80%. A Venezia, un ricorso depositato a novembre del 2024 vede fissata la prima udienza per la seconda metà dell'ottobre del 2027. Sono 3 anni. Allora io mi chiedo se possiamo ancora chiamarla giustizia questa. E mi rispondo di no, perché l'abbiamo sentito e detto molte volte.
Una giustizia che tarda non è giustizia. E questo è tanto più grave laddove si consideri che l'ufficio del giudice di pace ha una competenza civile e penale che copre quegli accadimenti della vita che più frequentemente incidono sul cittadino, sui suoi diritti, sulle sue esigenze. A tacere del fatto che la competenza civile di questo ufficio, già aumentate per valore nel 2023, vedranno un ulteriore incremento, sia per valore che per materia, dalla fine di questo 2025. Eppure, nonostante in molte parti d'Italia l'Avvocatura abbia assunto importanti iniziative di denuncia di tale situazione, nulla sembra cambiare. Pare che questi segnali di disperazione non raggiungano chi si trova, scusatemi, nella stanza dei bottoni. Perché vedete, ne ha parlato anche il Presidente Citterio, è recente la notizia della decisione governativa di dar corso all'istituzione del Tribunale della Pedemontana. E a scanso di equivoci è evidente che tale scelta è nelle facoltà del governo. Tuttavia, se tutti i presidenti degli ordini del Triveneto, l'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine, l'Associazione Nazionale Magistrati, Presidente della Corte d'Appello, il Procuratore Generale, i Presidenti del Consiglio dei Tribunali di Padova, Vicenza e Treviso, hanno chiaramente e ripetutamente manifestato la contrarietà a tale iniziativa, non sarebbe forse opportuno perlomeno ascoltare la voce di chi regge e di chi frequenta i tribunali ad oggi esistenti? Perché, mi chiedo ancora, dati per conosciuti, li abbiamo sentiti poco fa, i livelli di scopertura degli uffici giudiziari veneti, sia per quanto riguarda i magistrati, sia per quanto riguarda il personale amministrativo. Perché pensare all'istituzione di un nuovo tribunale civile e penale, di una nuova procura della Repubblica e di un nuovo ufficio per le indagini e per l'udienza preliminare? O meglio, con quali magistrati e con quali amministrativi funzioneranno tali nuovi uffici giudiziari? Perché le possibilità sono due: o con nuovo personale o con una redistribuzione del personale esistente. E allora, nella prima ipotesi, perché con quel medesimo personale non si prova perlomeno a coprire le voragini, diceva il signor Procuratore Generale, nel numero del personale amministrativo e le gravissime scoperture nel numero dei magistrati? E nella seconda ipotesi, che logica c'è nel sottrarre magistrati e personale amministrativo a uffici che già sono in grave carenza, che hanno delle piante organiche ormai inadeguate, che per di più non sono del tutto coperte? Secondo alcune rilevazioni che sono state fatte dai colleghi che siedono al mio fianco, su tutto il territorio nazionale mancano più di 1000 magistrati rispetto alle piante organiche e mancano più di 10.000 addetti a vario titolo alle funzioni di cancelleria. E questa non è una situazione estemporanea, non è successo tutto nell'arco del 2024, è una situazione endemica. Anche una revisione delle piante organiche a crescere non avrebbe alcun effetto, non potrebbe avere alcun effetto, quantomeno nel medio periodo.
Le parole di Tommaso Bortoluzzi, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, alla conclusione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Ci fermiamo per pochi secondi, siamo in pubblicità, ripartiremo poi con la nostra prima edizione e torneremo in Corte d'Appello. A tra poco.